Inizia il girone di ritorno di Serie B e l'Industrial Point Cagliari atteso dalla sfida più difficile contro la capolista Avis Isola. Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta dal Pala Monte Acuto di Cagliari. Grazie alle immagini di Francesca Sini per la 14ª giornata del campionato di Serie B di futsal. Porta c'è Frezzato, è iniziata Cagliari Avis Isola, già ripartito Industrial Point Cagliari con Ramon, iniziativa pericolosa che infatti recupera il pallone Itria che segna col sinistro sotto la traversa il 16° gol stagionale. Attenzione ai movimenti, cercato Itria, doppietta personale, fa 2-0 a 3:15 dalla fine. Punisce ancora l'Avis Isola, punisce ancora Francesco Itria. Frezzato tra i pali, qui c'è il gol di Piazza sul secondo palo, su assist di Itria proprio in avvio di secondo tempo. 31 secondi se ne sono andati. Cagliari 0, Avis Isola 3 con la rete di Piazza sul secondo palo. Ancora da giocare, prova l'iniziativa Ramon che la mette in mezzo e c'è il gol dell'Industrial Point Cagliari, l'errore di João Frezzato. I meriti del gol vanno però a Ramon che l'ha messa in mezzo, non perfetto il portiere. 1-3, Cossu, Frattini da ultimo intercetta Fazio che la può chiudere a porta vuota. Roberto Fazio cala il poker, 4-1. Tutto facile dopo il recupero palla per Fazio che segna il quinto gol personale in campionato. Il gol del 4-1, ancora pressione forte con Ramon che riesce ad andarsene, poi Balladelli, palla che resta lì dove c'è l'Intas, Frezzato alla ricerca del gol. C'è gloria anche per João Marcelo Frezzato, abbracciato dai compagni. 5-1 per l'Avis Isola al Pala Monte Acuto. Qui attenzione alla palla per Frattini, Frattini sul secondo pallo per il gol con il tacco di Loddo, un gran gol quello del capitano dell'Industrial Point Cagliari. L'Intas di prima per Gobrani, Gobrani a porta vuota, poi Cossu a terra in area di rigore, tutto regolare, un po' al limite, poi Cossu, Gobrani, l'ha riaperta l'Industrial Point Cagliari, 1:37, accorcia sul -2 con il terzo gol in campionato di Hamza Gobrani. Poi palla per Ugo, 8 secondi, almeno per cercare il -1, Frattini, Cossu col tacco, a 5 secondi dalla fine, ancora Claudio Cossu a trovare un gol col portiere di movimento. 4-5, la portata sul -1 il Cagliari. Un secondo, finisce così l'Avis Isola con qualche sofferenza di troppo, vince a Cagliari contro l'Industrial Point 5-4, consolida il primato in classifica, 12ª vittoria su 13 partite.